Una folla silenziosa, composta e profondamente commossa ha riempito il piazzale e l'interno della chiesa parrocchiale di Maiano per l'ultimo saluto terreno al piccolo Francesco Tommasini, 14 mesi, morto improvvisamente nella notte tra il 16 e il 17 marzo all'ospedale di Udine. Parenti, amici e conoscenti si sono stretti attorno a papà Ilario e mamma Elisa, distrutti da questa immane tragedia che si è calamitata su di loro con la mano avversa del destino, che ha spezzato la gioia più bella, il sorriso del loro bimbo, all'improvviso portato via. All'arrivo del feretro, partito dalla cella mortuaria dell'ospedale di Udine, il silenzio è ancora più presente, mentre il sottofondo del suono cupe delle campane annunciavano la sua entrata nel sagrato antistante luogo di culto. Il comune di Maiano, come quello di Vivaro, paese di origine di papà Ilario, hanno proclamato il lutto cittadino, con bandiere a mezz'asta, mentre le attività commerciali presenti lungo la via della chiesa hanno chiuso per rispetto verso la vittima e i suoi familiari. Al termine della funzione religiosa, il viaggio verso la destinazione finale terrena, il vicino Camposanto, dove il piccolo Francesco riposerà accolto nella pace perenne.